Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. La polizia contro la criminalità giovanile in mezza Italia, oltre 500 arresti in 44 province. A Catania smantellate piazze di spaccio, sequestrato un arsenale, arrestate 15 persone, 2 sono minorenni. A Gela arrestati in 7 per le spaccate che per mesi hanno preso di mira negozi in diverse zone della città. I furti, una decina, una volta sfondate le vetrine con pietre e arnesi pesanti. L'ondata di caldo non dà tregua, misure straordinarie delle amministrazioni. A Catania il comune dispone presidi di distribuzione d'acqua in via Etnea, spazi climatizzati alle ciminiere, e il dormitorio di via Stazzone diventerà un centro di accoglienza diurno. Orrore a Sciacca, 4 cuccioli morti per il calore su un terrazzo disabitato. Il proprietario denunciato per maltrattamenti e uccisione di animali d'affezione. A Modica la polizia ha fermato un uomo per un incendio sulla collina di Monserrato. In tutta l'isola le fiamme hanno distrutto boschi e macchia mediterranea, minacciando abitazioni e infrastrutture. 10 comuni del Nisseno senza acqua per un incendio al potabilizzatore. Anche a Lipari grossi disagi per il dissalatore che va a singhiozzo. Catania, stasera in cattedrale, presentazione dei restauri del busto di Sant'Agata e dei suoi gioielli curati dal Musei Vaticani, in diretta su Telecolor dalle 19:40. Calciomercato, in entrata il Catania è vicino a chiudere per Pagliai, mentre sul fronte cessioni per Carnegliutti al Sorrento si attende solo l'ufficializzazione. Da oggi ripresi gli allenamenti al Mazzimino. Bentrovati, dunque la polizia contro la criminalità giovanile in mezza Italia. Ci sono stati più di 500 arresti in 44 province. A Catania smantellate piazze di spaccio, sequestrato un arsenale. Sono state arrestate 15 persone, 2 delle quali sono minorenni. Desiree Ferlito. Un'operazione ad alto impatto contro la criminalità giovanile che ha attraversato l'intero paese, ma che in Sicilia ha fatto emergere ancora una volta la pericolosità delle reti di spaccio e della violenza che coinvolge sempre più spesso i giovanissimi. L'operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha interessato 44 province, oltre 1000 gli operatori impegnati. Il bilancio nazionale parla di 539 arresti, quasi 1000 denunce. In Sicilia le attività hanno riguardato Catania, Palermo e Messina, ma è nel capoluogo etneo che si è concentrato uno dei risultati più significativi dell'operazione. Le squadre mobili nell'ambito dell'operazione Alto Impatto hanno intensificato controlli e perquisizioni nei quartieri di Librino, San Cristoforo, San Giorgio, Barriera, Picanello e San Giovanni Galermo, colpendo numerose piazze di spaccio. Il bilancio è di 15 arresti, tra cui 2 minorenni, accusati a vario titolo di spaccio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, tentato omicidio e porto illegale di armi. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato circa 1 chilo e 300 grammi di cocaina, 18 chilogrammi di marijuana e quasi 300 grammi di crack, oltre a bilancini di precisione, materiali per il confezionamento della droga, denaro contante, un sistema di comunicazione walkie-talkie e perfino un jammer, dispositivo utilizzato per disturbare le comunicazioni elettroniche, e poi il sequestro di un vero e proprio arsenale. Oltre 400 cartucce, 2 fucili, 8 pistole, una penna pistola e un coltello. L'attività si inserisce in un più ampio percorso di contrasto alla criminalità organizzata giovanile. A Catania, infatti, nelle ultime settimane sono state eseguite anche 10 misure cautelari nei confronti di giovani appena maggiorenni nell'ambito delle operazioni Onda Nuova e Oltre il Villaggio, oltre agli sviluppi investigativi legati alla sparatoria dell'11 giugno in piazza Beppe Montana. Dopo il Repulisti a Catania, a Gela sono stati arrestati in 7 per le spaccate
che per mesi hanno preso di mira negozi in diverse zone della città. I furti, una volta sfondate le vetrine con pietre o con pesanti arnesi, adesso vengono raccontati a Geri Italia. Da gennaio a maggio avrebbero colpito senza sosta prendendo di mira profumerie, panifici, centri scommesse, ristoranti e parrucchierie, vetrine infrante con mazze e pietre, registratori di cassa portati via, denaro e merce rubati, ma soprattutto danni ingenti e un clima di paura che aveva messo in ginocchio il commercio cittadino. È il quadro ricostruito dalla Procura di Gela e dagli investigatori del Commissariato di Polizia, che hanno eseguito 10 misure cautelari emesse dal GIP nei confronti di altrettanti indagati. L'inchiesta si sviluppa su 2 distinti filoni. Il primo riguarda una presunta associazione familiare dedita ai furti in abitazione. Marito, moglie e suocera sono finiti ai domiciliari, accusati di aver messo a segno almeno 10 colpi. Secondo gli investigatori l'uomo si introduceva nelle case mentre le 2 donne facevano da vedetta controllando la zona e segnalando eventuali pericoli. Il secondo filone riguarda invece la sequenza di spaccate che aveva acceso l'allarme sociale in città. Tra le misure disposte il carcere per Carmelo Meroni, i domiciliari con braccialetto elettronico per Andrea Fava, Giacomo Molare e Carmine Palmisano, mentre per altri indagati sono state applicate misure meno afflittive. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire una decina di episodi e di delineare, secondo l'accusa, un'attività criminale seriale che aveva profondamente inciso sulla percezione di sicurezza di commercianti e cittadini. Abbiamo lavorato su ogni singolo episodio e abbiamo ridimensionato, la valenza criminale di quello che è successo. Si trattava sostanzialmente di furti effettuati con condotte particolarmente violente, la maggior parte dei quali servivano ad incassare beni oppure contanti per l'acquisto di crack da parte degli autori stessi. Un'inchiesta che non chiude soltanto una stagione di furti e di spaccate, ma accende anche i riflettori sulle fragilità sociali che alimentano parte della microcriminalità in città. Siracusa adesso è del 24enne Matteo Di Franca, il corpo senza vita recuperato nelle acque del Porto Grande. A quanto pare la sua è stata una fine atroce, sembra infatti che il giovane si trovasse a bordo di un'imbarcazione con altre persone quando, finito in mare dopo una virata evidentemente brusca, sarebbe stato tranciato dalle eliche. Di Franca era molto conosciuto in città, attivo da anni nella consulta comunale giovanile. Cordoglio del sindaco Italia, era un vulcano di idee, ha detto. È un'altra giornata da Bolino Rosso in Sicilia, dove l'ondata di caldo spinge le amministrazioni ad attivare misure straordinarie. A Catania il comune, d'intesa con la città metropolitana, la protezione civile e il volontariato, ha predisposto un piano di assistenza per l'emergenza. Desiree Ferlito. Temperature altissime, rischio incendi e massima attenzione per le persone più vulnerabili e non solo. È un'altra giornata da Bolino Rosso in Sicilia, dove l'ondata di caldo spinge le amministrazioni ad attivare misure straordinarie. A Catania il comune, d'intesa con la città metropolitana, la protezione civile e il volontariato, ha predisposto un piano di assistenza per affrontare l'emergenza. Qui siamo in via Filippo Eredia, dove il dormitorio diventa anche centro diurno per accogliere le persone bisognose o vulnerabili. Per queste giornate così di estrema allerta caldo vengono qui a ristorarsi, a rinfrescarsi, fornendo dei break, acqua fresca, ambienti con aria condizionata, possono fare le docce e usufruire anche dei servizi di lavanderia. Nelle principali piazze lungo via Etnea e altri punti della città sono stati allestiti presidi con distribuzione di acqua, previsti anche spazi climatizzati presso il centro fieristico Le Ciminiere per accogliere chi si trova in difficoltà e un potenziamento dei controlli sul territorio. Oltre al centro di via Eredia, l'amministrazione comunale è pronta, d'intesa con la Croce Rossa, ad aprire anche il dormitorio di via Stazzone come centro diurno per fronteggiare la chiusura per lavori di manutenzione del centro di via Playa, mentre l'unità di strada intensificherà l'assistenza per raggiungere chi vive all'aperto. E poi un numero dedicato, Voce Amica per te, per segnalazioni urgenti, spesa, farmaci e ogni necessità, nato da un'iniziativa dell'assessore ai servizi sociali Serena Spoto. Situazione critica anche a Palermo, dove la protezione civile regionale conferma l'allerta rossa per il rischio incendi. È il livello 3, il cosiddetto bollino rosso per ondate di calore, con temperature percepite che possono superare 40 gradi.
Allerta rossa anche a Messina, dove il sindaco Basile raccomanda prudenza. Tutta la Sicilia è nella morsa del caldo. Nell'entroterra nelle scorse ore il termometro ha superato i 48 gradi. Per gli esperti bisognerà attendere fino a mercoledì prima che l'ondata di caldo possa attenuarsi. Orrore a Sciacca, 4 cuccioli sono morti per il caldo, erano stati abbandonati in una terrazza, denunciati il proprietario per maltrattamento e uccisione di animali d'affezione. Davide Sardo. 4 cuccioli morti sotto il sole, altri salvati in extremis. E la drammatica scena che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Municipale di Sciacca, una vicenda che ha suscitato profonda indignazione. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti. Su una terrazza al 3° piano di una palazzina disabitata del centro storico di Sciacca c'erano 6 cuccioli, la madre e altri 2 cani adulti lasciati sotto il caldo torrido. Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale, veterinari dell'ASP e personale dell'Ufficio Benessere Animale. L'accesso all'immobile è stato reso difficile anche perché i vigili del fuoco erano impegnati negli incendi che hanno interessato il territorio agrigentino. Nel frattempo è arrivato il proprietario che dopo iniziali resistenze ha consentito l'ingresso. Tutti gli animali sono stati sequestrati e affidati ai rifugi convenzionati. Sequestrate anche le carcasse dei 4 cuccioli. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento e uccisione di animali d'affezione. Sul caso interviene anche la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che ha annunciato un'azione legale. Intanto il video della tragedia è diventato virale sui social, mentre cresce la richiesta di pene più severe contro chi maltratta e uccide gli animali. Per fortuna c'è chi per salvare gli animali corre anche rischi. Nelle campagne di Santa Ninfa, nel Trapanese, un ragazzo di 14 anni ha sfidato un incendio per mettere in salvo 5 vitellini che erano rimasti intrappolati in un box. Per me, ha detto, fanno parte della famiglia. Quel ragazzo, quegli animali, li ha visti nascere e crescere. Intanto la Sicilia continua a bruciare, in molti casi si sospetta la mano dell'uomo, per esempio a Modica, dove la polizia ha fermato un uomo per il rogo sulla collina di Monserrato. In tutta l'isola, in ogni caso, le fiamme hanno distrutto boschi e macchia mediterranea e minacciano abitazioni e infrastrutture. Il punto con Veronica Barbarino. Brucia la Sicilia e più volte per mano dell'uomo, come è accaduto a Modica, dove la Polizia di Stato ha fermato il presunto responsabile dell'incendio che per giorni ha messo in ginocchio la collina di Monserrato. Si sospetta un'azione coordinata. L'uomo infatti non avrebbe agito da solo. Gli inquirenti stanno quindi verificando la possibile presenza di altri soggetti. Nel resto dell'isola, intanto, sono stati 40 gli incendi divampati che hanno messo a dura prova vigili del fuoco, corpo forestale della regione siciliana, protezione civile e mezzi aerei. In provincia di Catania, grossi incendi in diverse aree di Mister Bianco e Palagonia, situazione critica anche nella zona del Bosco delle Aci. A Siracusa, 50 famiglie senza luce e acqua nella scorsa notte per i danni provocati dal fuoco alle linee principali. A Buscemi, invece, è stato necessario l'uso di mezzi aerei per contrastare le fiamme. In provincia di Enna, centinaia di ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti. Le fiamme hanno minacciato abitazioni e infrastrutture e 3 persone intossicate dal fumo sono state trasportate all'ospedale del capoluogo per accertamenti e cure. Anche in provincia di Trapani centinaia di ettari di bosco sono andati distrutti, ma la situazione più critica si registra nel Palermitano, dove le fiamme hanno danneggiato boschi, colture, linee elettriche e minacciato un impianto di depurazione e il potabilizzatore di Sicilia Acque. Nell'Agrigentino e Nisseno le situazioni più critiche si sono registrate a Bivona e tra Cammarata e Castronovo di Sicilia, dove le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. Incendi nelle campagne di Camastre e fiamme anche attorno alla Valle dei Templi. Quello che si sta perdendo in queste ore non sono soltanto alberi, ma ecosistemi, biodiversità e una parte della nostra identità. Anche per oggi il livello di rischio resta massimo in tutta l'isola. E quasi in parallelo l'emergenza idrica continua a colpire la Sicilia, disagi in 10 comuni della provincia di Caltanissetta, ancora a Ortigia e poi a Lipari, dove la carenza d'acqua mette in difficoltà cittadini, turisti e attività commerciali. Rita Cinardi.
La Sicilia continua a fare i conti con il caldo estremo, in alcuni casi anche con una crisi idrica che in piena estate rischia di aggravare ulteriormente i disagi per migliaia di cittadini. Mentre le temperature in alcuni casi superano i 40 gradi, in diverse aree dell'isola l'acqua torna a scarseggiare. Nelle ultime ore, a seguito di un incendio che ha interessato il potabilizzatore dell'acquedotto Fanaco, Siciliacqua ha disposto l'interruzione dell'esercizio dell'impianto. Il provvedimento riguarda 10 comuni nella provincia di Caltanissetta, un nuovo stop che arriva proprio nei giorni più caldi dell'estate. Ovviamente ciò non dovrebbe verificarsi, soprattutto nella stagione estiva, perché ciò sta creando un notevole disservizio e problemi grossissimi ai cittadini e soprattutto in questo momento di caldo esagerato. Speriamo che il tutto venga risolto in tempi record per evitare l'ennesimo appunto disservizio che crea disagi e problemi ai cittadini dei paesi interessati. E se nel Nisseno si attendono aggiornamenti sulla ripresa della distribuzione, a Lipari la situazione è ancora più critica. Il dissalatore dell'isola, che dovrebbe produrre circa 4.500 metri cubi d'acqua al giorno, da mesi funziona a capacità ridotta. Le navi cisterna non riescono a coprire il fabbisogno e l'emergenza sta mettendo in ginocchio anche le attività economiche. Un'estate che ancora una volta per molte comunità siciliane significa non solo convivere con il caldo record, ma anche con l'incertezza di aprire il rubinetto e trovare davvero l'acqua. A Trapani un operaio che lavorava in un cantiere è stato colpito da una scarica elettrica riportando lesioni a una mano. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi e il sindacato richiama l'attenzione sui rischi legati al caldo estremo proprio nei cantieri e chiede il rispetto delle misure di tutela previste per i lavoratori. Sopralluogo dell'assessore regionale all'agricoltura San Martino nella piana di Catania per monitorare gli interventi di pulizia del fiume Gornalunga che, ricorderete, durante il ciclone Henri ha causato ettari di campagne, ha distrutto ettari di campagne coltivate. Servizio di Luca Ciliberti. Bastano 100 mm d'acqua e si riempie sempre all'orlo, tracima e invade l'intera piana di Catania, arrecando milioni e milioni di danni. Cioè noi produttori della piana ormai quando piove non possiamo dormire perché guardiamo il cielo. Dopo le ultime disastrose immagini del fiume Gornalunga esondato durante il ciclone Henri, la regione siciliana è dovuta intervenire. Solo su questo capitolo di spesa sono stati stanziati 8 milioni di euro, in un progetto complessivo di 18 milioni e mezzo di euro per procedere alla ripulitura dei fiumi che causavano le esondazioni. Questi lavori hanno consentito all'ente sviluppo agricolo di risagomare dopo decine e decine di anni e di ricreare quella che la natura ha sempre voluto, cioè il corso delle proprie acque. Alle nostre spalle ci sono migliaia di ettari di agrumi, cereali e altre coltivazioni importanti, il che ovviamente negli anni, ovviamente non lo vediamo sempre in casi di siccità e quant'altro, ma quando piove questo è un fiume dove veramente transitano milioni di metri cubi al secondo. In alcune aree della nostra Sicilia la manutenzione non veniva fatta da un cinquantennio, così come qui nell'areale del Gornalunga. Abbiamo altri fiumi che stiamo programmando di risagomare grazie a una leale collaborazione con l'autorità di bacino. I lavori di manutenzione straordinaria sono stati eseguiti senza intaccare i fondi del capitolo di spesa dell'agricoltura, un passaggio importante perché proprio il presidente Schifani insieme all'assessore San Martino aveva effettuato in questi luoghi un sopralluogo nei giorni successivi all'alluvione. I gestori di stabilimenti balneari contestano il bilancio di Goletta Verde sulla pessima qualità dei nostri mari. Ci affidiamo, dicono, ai dati ufficiali della balneabilità che denotano più che la sufficienza. Lorena Dolci. Abbiamo degli enti preposti che sono ARPA e ASP che tramite i loro campionamenti raccolgono delle analisi che poi vengono pubblicate su un sito regionale apposito che è il portale delle acque. E guerra dei dati sullo stato di salute dei mari siciliani. Dopo il report di Goletta Verde che bocciava il 70% delle nostre coste, i titolari delle attività balneari si difendono contestando le analisi sui campioni degli ambientalisti e aggrappandosi ai dati ufficiali. Posso capire che all'occhio nudo si presenta un'acqua che magari è meno pulita del giorno precedente,
ma non è detto che sia non balneabile secondo i parametri di legge previsti. Per le associazioni di categoria dunque non è corretto trasformare singole criticità in un allarme generale, bisogna valutare caso per caso. Se il mare della Playa di Catania non appare cristallino, ad esempio, è colpa del fondale sabbioso. La sabbia è molto più leggera e quindi nell'acqua tende ad alzarsi più facilmente rendendola visivamente torbida. E pazienza se sfocia a mare anche il canale Forcile, che per la prima volta quest'estate non sarà sbarrato. Il loro voto sulla qualità delle acque? Dare una valutazione più che sufficiente. Era di Castelvetrano il comandante Alfa, morto a 75 anni, senza che si sia mai svelata l'identità. Tra i fondatori del GIS dei Carabinieri, il reparto speciale dell'Arma, era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Catania, 2 giorni di fede e devozione per l'ostensione straordinaria delle reliquie di Sant'Agata. Stasera dalla cattedrale, in diretta su Telecolor dalle 19:40, la conferenza di presentazione dei restauri del busto e dei suoi gioielli, curati dal Musei Vaticani. Eva Spampinato. Un momento destinato a entrare nella storia della devozione agatina. Per la prima volta dopo oltre 60 anni i fedeli potranno sostare davanti alla reliquia del Sacro Cranio di Sant'Agata. Un evento straordinario in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie della patrona, che richiamerà migliaia di pellegrini nella Basilica Cattedrale di Catania. La presentazione ufficiale della storica ostensione pubblica di martedì 21 e mercoledì 22 luglio si svolgerà oggi pomeriggio e dalle 19:40 Telecolor trasmetterà in diretta le immagini della conferenza stampa alla presenza della Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Suor Raffaella Petrini, e della direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta. Saranno illustrati gli interventi di pulizia realizzati nei laboratori vaticani sul busto reliquiario e sugli oro ex voto, che sono stati delicatamente rimossi dalla griglia metallica che li sosteneva per recuperarne aspetto e colore. I lavori di restauro, durati diversi mesi, hanno consentito di recuperare e valorizzare l'aspetto trecentesco del prezioso manufatto e riconsegnare al pubblico un'immagine del busto vicina a quella di 8 secoli fa. Tra le novità anche un segno concreto di inclusione. Una riproduzione tridimensionale del busto in scala reale consentirà alle persone non vedenti di conoscere attraverso il tatto le forme del simulacro della Santa. Per garantire un pellegrinaggio ordinato sono state predisposte regole precise. L'ingresso e l'uscita in cattedrale avverrà da via Vittorio Emanuele, mentre sarà vietato realizzare foto e video. Appuntamento per la diretta dalle 19:40 su Telecolor. Adesso gli eventi dell'estate. Romina Power torna in Sicilia, ospite a Modica, ai piedi del Duomo di San Giorgio. Ha presentato il suo nuovo libro in cui racconta un po' di sé e canta con il figlio Iari. Veronica Barbarino. Dopo 10 anni Romina Power torna in Sicilia e sceglie Modica per incontrare il pubblico della rassegna letteraria Scenari. Ai piedi del Duomo di San Giorgio, uno dei luoghi simbolo della città, l'artista ha presentato il suo ultimo libro, Pensieri profondamente semplici, l'abbecedario della mia vita. Con lo stile di un lemmario arricchito da fotografie, ogni parola diventa lo spunto per raccontare esperienze, ricordi, emozioni e riflessioni. Non era tanto difficile da scrivere, quanto decidere cosa lasciare e cosa invece rimanere privato. Però la cosa proprio più difficile per me nella stesura di questo libro è stata la scelta delle fotografie, perché a volte una fotografia racconta tanto. Dalla famiglia alla spiritualità, dall'arte al cammino personale che l'ha resa una delle figure più amate dello spettacolo italiano. I vari lemmi che quello che avrei scritto in passato sarebbe stato molto diverso da quello che ho scritto adesso. E questo è normale. Un racconto sincero e intimo, quello con il pubblico, con cui Romina ha parlato anche della figlia Elenia. Però non è detto che io non la veda più, perché la speranza alberga sempre nel cuore. La serata poi si è trasformata in un momento di musica e condivisione. Accompagnata dalla chitarra del figlio Iari, Romina ha regalato al pubblico alcuni brani riarrangiati insieme, tra cui l'intramontabile Felicità. Felicità in
cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. Un'atmosfera intima e coinvolgente in cui parole e musica si sono intrecciate, raccontando, proprio come il libro, la sua storia. Breve pausa, poi il calcio con in Catania vicino all'arrivo di Pagliai. Vi aspetto. Calcio, ripresi oggi dal Catania gli allenamenti al Massimino sul fronte mercato vicino all'arrivo di Pagliai, mentre per Carnielutti al Sorrento si attende solo l'ufficializzazione. Sergio Colosi. Inizia una settimana fondamentale per il futuro del Catania. Da oggi ogni momento è quello giusto per chiudere affari e rinforzare la squadra dopo gli arrivi dei giovani Miai e De Falco. Il primo sarà il terzino destro Gabriele Pagliai, 24 anni, accordo raggiunto con l'Ascoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del club rossazzurro. Longo intende affidarsi a calciatori che conosce bene. A buon punto anche la trattativa con il Crotone per l'attaccante Guido Gomez, una garanzia in terza serie e altro fedelissimo di Longo. Nel ruolo di esterno di centrocampo c'è un'intesa di massima con il Vicenza per Matteo Della Morte. Catania interessato insieme a Padova e Arezzo al jolly 23enne Michele Grande. Con l'Altamura ha segnato 6 gol e fornito 5 assist in 37 partite. Impiegato come trequartista e a centrocampo sia a destra che a sinistra. Piace molto anche il centrocampista nigeriano Awa della Cavese. Per Ovishak, Di Sole e Giabua trattative in evoluzione, mentre si allontana definitivamente Capomaggio per l'intesa con il Castellón. Accordo raggiunto per il difensore Carnielutti destinato al Sorrento, doppia seduta per il Catania dopo la giornata di riposo. Il ritiro del Massimino si concluderà domenica prossima. Per la seconda fase a Norcia si attende un organico rinnovato, seppur ancora non completo. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.